celebrati secondo tradizione i riti della commemorazione dei defunti a Favara. Si è partiti da piazza Cavour con la deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti, presente l'amministrazione, qualche consigliere comunale e la polizia municipale. Assente in un primo momento l'Arma Carabinieri, sarebbe stata invitata dall'ente comune solo questa mattina e per questo non è riuscita a prendere parte al primo momento celebrativo. Scarsa la partecipazione dei cittadini. Ad accompagnare la mattinata la banda Giuseppe Lentini, che in piazza ha suonato le note della leggenda del Piave. In corteo, insieme all'associazione Aido, ci si è poi spostati dinanzi al Giardino dei Donatori, sito ai piedi della Biblioteca Comunale Mendola, per deporre un fiore in ricordo di tutte quelle persone che con la loro morte hanno donato vita agli altri. Le celebrazioni sono continuate poi al cimitero Fontana degli Angeli, dove, accompagnati dalle note de Il pianto della mamma, sindaco e presidente del Consiglio, le due più alte cariche cittadine, hanno accompagnato la deposizione di una corona di alloro nella stele centrale del cimitero, per poi partecipare alla celebrazione della Santa Messa, che anche quest'anno è stata affidata a Fra Salvatore di Bartolo. Una delle realtà alla quale non possiamo venire meno, possiamo scappare, proprio come la chiama San Francesco, sorella morte. Ma non si vive per la morte, si vive per la vita, perché se questa vita la viviamo anche non mortificando quegli ideali e quei valori che ci sono stati inculcati grazie alle nostre famiglie di appartenenza, ci accorgeremo che il Signore ci accoglierà, ci abbraccerà, senza rendercene conto. Noi se siamo qua è perché ha fiducia in ognuno di noi. Terminata questa funzione, tutti insieme ci si è spostati al cimitero di Piana Traversa, dove si è fatta la tappa nelle tombe dell'ex sindaco Gaetano Guarino, del piccolo Stefano Pompeo, vittima innocente della mafia, e del milite ignoto. A seguire la Santa Messa nella cappella del cimitero, celebrata dall'arciprete Don Giuseppe D'Oriente. Quello che resta nel nostro ricordo, quello che resta nella nostra memoria, nei nostri affetti, sono quelle persone che hanno saputo sacrificarsi per noi. Hanno dato senso alla loro esistenza sacrificandosi, spendendosi, dimenticando se stessi. Perché, vedete, ormai qui siamo in un luogo dove c'è una popolazione grandissima, forse più grande di quella che siamo in strada, e questo ci dice che siamo tutti di passaggio. Quello che resta è proprio il bene che abbiamo fatto. Si sono dunque conclusi i riti che, secondo tradizione cattolica, celebrano i defunti. Come sempre, i due cimiteri sono stati presi d'assalto dai cittadini che in questi 2 giorni hanno maggiormente adornato di fiori i luoghi sacri. Sicilia TV anche quest'anno ha voluto riprendere le funzioni per dare la possibilità a quanti, specie anziani e ammalati, non hanno potuto partecipare. Un modo come un altro per farli sentire partecipi a queste funzioni.